Recuperare nel weekend le ore di sonno perse durante la settimana può ridurre il nostro rischio cardiovascolare. Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi vi vorrei parlare proprio di questo interessante studio recentemente pubblicato sul Giornale Europeo di Cardiologia. Ma entriamo un po' più nel dettaglio. In questo studio sono stati analizzati i dati di più di 90.000 persone adulte del Regno Unito. Di questi, circa il 21,8% ha dichiarato di dormire meno di 7 ore a notte durante la settimana e queste persone sono state classificate come persone con deprivazione di sonno. Queste persone sono poi state seguite per un periodo di follow-up molto lungo, di 14 anni, e si è visto chi di loro sviluppava aritmie come la fibrillazione atriale o ancora insufficienza cardiaca, patologia delle coronarie, dei vasi del cuore, stroke, cioè ictus, e altre patologie cardiovascolari. Prima di andare avanti però vi invito a mettere condividi a questo video in modo che sempre più persone possano ricevere dei consigli utili. Come possiamo vedere dal grafico, la popolazione è stata suddivisa in 4 quartili, dove il primo quartile non recuperava praticamente nulla del sonno perso durante la settimana. Nel secondo quartile si recuperava poco sonno, ma andando al terzo e quarto, quelli che ci interessano di più, nel terzo quartile c'era un recupero di sonno da 3/4 d'ora ad 1 ora e mezza, mentre il quarto quartile recuperava almeno 1 ora e mezza di sonno perso durante la settimana. Ed è proprio questo ultimo quartile, quello delle persone che recuperavano almeno 1 ora di sonno nel weekend che avevano perso durante la settimana, che hanno risultati migliori. Infatti, udite udite, c'è stata una riduzione del 20% di patologie cardiovascolari in chi recuperava almeno 1 ora e mezza di sonno nel weekend. Come interpretare questi dati? Sicuramente il sonno agevola tutto l'organismo, mette a riposo, fa recuperare, fa ricaricare le batterie. Inoltre ci sono altre cose importanti da tenere in considerazione, tra cui le abitudini scorrette che si hanno prima di andare a letto e che incidono in maniera importante sulla qualità del sonno, in particolare l'utilizzo di dispositivi elettronici da computer, cellulari a tablet, l'utilizzo di alcolici durante la sera, che dovrebbe essere quantomeno ridotto, e non fare dei pasti troppo abbondanti, soprattutto non andare a letto subito dopo aver mangiato. Applicando queste regole e avendo poi anche una costanza nell'orario in cui si va a letto e anche in cui ci si sveglia, aiutiamo tutto il nostro organismo e anche il nostro cuore. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere condividi e a seguirmi sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.